In questo fine settimana si attendono ondate di calore in Sicilia e per sabato 15 è previsto il massimo livello di rischio rosso, in particolare nelle zone di Catania e di Messina. La temperatura percepita potrebbe schizzare oltre i 38 gradi alle ore 14, il livello di rischio minore arancione. A Palermo, il presidente della regione Schifani ha invitato i comuni, le strutture sociosanitarie, il volontariato di protezione civile, i corpi di vigili del fuoco e della forestale regionale e tutti gli altri soggetti competenti ad attivare i piani e le procedure di emergenza, aumentando i presidi sul territorio sia per l'assistenza alla popolazione esposta alle ondate di calore, sia per la prevenzione e il contrasto agli incendi. Il notevole aumento delle temperature previsto in Sicilia, ricorda il dirigente generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, Salvo Cogina, espone i soggetti più fragili, in particolare i bambini e gli anziani, a rischio per la salute. È buona norma limitare l'esposizione al sole e alle alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo per evitare la disidratazione. Si prevede che le condizioni di pericolo per la salute, soprattutto per i soggetti fragili, i bambini e gli anziani, si protrarranno per alcuni giorni. Si raccomanda, conclude il capo della Protezione Civile, di uscire di casa solo nelle ore meno calde della giornata, al fine di evitare l'attività fisica intensa all'aria aperta durante gli orari più caldi e di indossare un abbigliamento leggero, comodo, oltre a bere frequentemente.